Facciamola finita, una volta e per tutte vi spiego la vera storia della pasta di Donna Rosa, la cosiddetta pasta alla Nerano. Sì, ma com'è nato questo spaghetto alla Nerano? Prima però dobbiamo tagliare qualche zucchina a rondelle. Ma presto presto. Nel 1952 Donna Rosa ricevette una telefonata dal principe Pupetto, il quale disse: Donna Rosa, devo venire con un amico mio molto importante, Moe Chardon, da non confondere con quello dello champagne. Disse: mi raccomando, preparateci un bel piatto particolare. Come lo andò a fare? Lo andò a fare quindi con le zucchine a rondelle, formaggio, qui si apre la diatriba, no provolone del Monaco, scarti di formaggio, quindi caciotta, che le catenine. Ma se è stata lei a inventare questo spaghetto alla Nerano, poi vogliamo dire che nelle origini, straorigini, lei ha detto che il provolone del Monaco non ci va. Queste le scoliamo direttamente così. Aggiungo un pizzico di sale, una macinata di pepe, spezzo basilico, così il piatto già si insaporisce. Poco tempo, grazie anche al principe e alla bontà del piatto, questi spaghetti diventarono famosissimi. Però c'è sempre l'invidia. Parecchie persone del posto iniziarono pure a sfottere a Donna Rosa, a dire: va a fare spaghetti con cucuziola. Intanto ci ho messo un filo d'olio extravergine e ci vado a mettere già all'interno tutto il condimento delle zucchine e il basilico che abbiamo preparato prima. Io faccio un mix di formaggi e faccio parmigiano e una caciotta secca. Diciamo pure che il ristorante Maria Grazia è un ristorante che esiste dal 1900, poi dopo la figlia, i nipoti Andrea, Lello portano avanti questo ristorante con grande amore e passione. Adesso ci giochiamo tutto, andiamo a calare la pasta al dente. Chiaramente la ricetta originale prevede lo spaghetti, ci ho messo lo scialatiello. Fuori dal fuoco iniziamo già a mettere i formaggi misti. Goccio di acqua di cottura. Donna Ro, fatemi sapere se sto facendo bene. Adesso la impiattiamo. Ho capito perché il principe di Caravita e Moe Chandon stavano sempre da Maria Grazia. Guarda che cremosità. Un altro po' di formaggio. Vedete, fogliolini basili. Senza burro e senza niente. E anche con la Nerano, ricetta originale. Emozionatevi.